chiedo chi c'è in questo momento. Ciao Mimmo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Vincenzo. Ben trovato. All'ordine del giorno avete scelto un tema? Si tratta del calciomercato. C'è l'idea di avere Italiano al Napoli. Adesso ecco, lo leggiamo anche in sovraimpressione. C'è l'idea di avere Italiano al Napoli e a quanto dicono le sirene di calciomercato c'è la possibilità che Italiano porti con sé Milenkovic, che quindi giocherebbe al posto di Kim, e Nico Gonzalez, che prenderebbe un posto sulla fascia destra, presumibilmente al posto di Lozano. Vi chiediamo se sono per voi dei calciatori da Napoli. Ma guarda, io sto sentendo il fatto che lui, Italiano, ieri abbia perso la Conference League e il modo con cui l'abbia perso ha raffreddato un po' gli stati gli animi di tutti quanti sul fatto che lui non ha saputo negli ultimi minuti curare bene la fase difensiva cercando il secondo gol e quindi paradossalmente una squadra inglese della Premier che gioca all'italiana anni 60, 70 e ti fa il gol in contropiede e vince la Coppa. Allora quindi è la rivincita dei conservatori. Però il problema non sta in questi termini, è la pochezza di certi calciatori dal punto di vista tecnico che è la Fiorentina. E mi spiego, Amrabat non può giocare come Lobotka, però si fa trovare in quella maniera lì così spiattato lì davanti con gli altri. Che senso ha? Tu devi fare cioè Lobotka non si faceva mai trovare da quelle parti, quindi le caratteristiche dei calciatori e la tecnica dei calciatori quindi tu se hai Kim là dietro quel gol non lo pigli mai. Faccio un esempio, è proprio in funzione di Kim che io dico Presidente, certamente la delicatezza in questo momento di colui il quale deve fare la campagna acquisti, vendite e quant'altro, sto parlando di Giuntoli, non ti metti nella condizione che tu in questo momento puoi prendere decisioni, perché Giuntoli sapeva benissimo certe cose e la Juve non può giocare, non può usare i sistemi del padrone, non l'avrebbe dovuto usare, doveva chiamare per correttezza De Laurentiis, doveva dire allora tu ce l'hai sotto contratto, che vogliamo fare, me lo vuoi dare? Ma questo no adesso, febbraio, marzo, in quel periodo là. Andare a dire io è stato un piacere, me ne vado, ma il Presidente non sta facendo rispetto, sta facendo semplicemente rispettare il contratto. Il contratto si rispetta, tu hai 43 anni di contratto, quando ne hai, non ti puoi fare da qui e fammi la campagna acquisti e vendite quelle che hai fatto sempre. Il resto a me ne interessa poco, che non me la fai o non me la puoi fare. Poi io tengo molto sotto, cioè la cosa che ha detto il Presidente, non è una cosa da 4 soldi. Io ho detto, è un ruolo secondario, cioè in pratica lui sta dicendo che non vende. Quando si dice secondario in questo contesto, sta dicendo che non vuole vendere. Signori, stiamo attenti a questa cosa, perché a un certo momento se tu non vuoi vendere, allora se rischi lo porta a scadenza, allora certi calciatori li porta a scadenza, vuoi perderle così a parametro zero, e allora è un momento delicatissimo. Oggi non è la giornata delle polemiche, ne le voglio fare, perché nel momento in cui tu metti in piedi con una frase che non è piaciuta, ma è la verità, è quello lo scudetto dell'onestà, stai anche dicendo ma che cosa è successo in questi 33 anni che non abbiamo vinto? E allora i 19 sono tutti tuoi, caro De Laurentiis, e allora tu l'onestà in questi 19 anni non l'hai vista, e allora vai oltre e spiegaci perché, che cosa è successo. Perché non è che io posso lanciare una pietra e me ne scappo. Allora sono frasi che ti lasciano perplesso, perché è pesante dire dell'onestà. Non stai dicendo che i 16 scudetti della Juve
sono rubati, quelli di Calciopoli, quelli di Zeman, quelli di Andrea Agnelli e Paratici. Ci stai dicendo questo e vogliamo parlare di quelli del Milan, quello dell'anno scorso del Milan, pazzesco quello del Milan, perché c'erano le elezioni politiche e Berlusconi l'ha sfruttata e gliel'hanno dato, gliel'hanno messo in tasca dopo la partita con lo Spezia. Allora sta roba qua ci vuoi dire, o te la deve spiegare un amico mio che sarebbe Mimmo, è in grado di dire perché il Napoli non ha vinto lo Spalletti anche l'anno scorso e non c'è secca niente in campo. Allora stiamo a guardare le cose e a dire le cose al momento. Io non ho fretta, io intanto ho tutta l'estate, la goduria è unica, per dove vado andrò a farmi qualche giorno di ferie, e goduria è unica. Poi il Presidente io mi fido, mi sono fidato negli anni passati, non quando, e mi fido ancora. Bene così, Mimmo, ti devo interrompere però perché ci dobbiamo salutare per lasciare un po' di spazio agli altri. Ringrazio e passo subito agli altri. Grazie ancora. Grazie a te. Ti saluto. Grazie al nostro Mimmo, il quale chiaramente poi si addentra su quelle che sono delle questioni molto importanti. Dice: perché non date il giusto risalto alla frase dell'Aereo De Laurentiis, non vendo? Ci può anche stare, forse perché magari è una di quelle classiche frasi che nel calcio abbiamo sentito tante volte e quindi poi, sapendo come cambiano rapidamente le cose nel mondo del calcio, possiamo semplicemente aggiungere una postilla che forse non è nemmeno necessaria. Adesso non vendo, forse potrebbe essere quello il discorso, aggiungere l'avverbio adesso non vendo, poi tra qualche settimana le cose chiaramente potrebbero cambiare, quindi conosciamo molto bene il mercato, forse è per questo che hanno ricevuto più risalto altre dichiarazioni rispetto a questa qui. Diciamo che questa potrebbe invecchiare più in fretta, ecco, forse è quello il discorso. Leggo qualche messaggio, vi saluto. No ragazzi, vi ripeto, nessuna lampada purtroppo, semplicemente le nostre nuove, belle, bellissime luci. Di questo chiaramente andiamo ancora una volta a ringraziare anche tutta l'equipe di scenografia e, perché no, il nostro regista Emanuele Bernardo, che sta anche per dirmi chi c'è al telefono. Ciao Edoardo. Ciao Vince, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. De Laurentiis non vende, ma De Laurentiis aspettiamo Cagliari pari, prende altri soldi se vende il Bari. Aspettiamo anche questo, che c'è la finale playoff, se il Bari va in Serie A è costretto a vendere il Bari perché ha detto che voleva Napoli, se non, penso che non ha bleffato lì. Voglio dirti una cosa per quanto riguarda il sondaggio. Io onestamente Milinkovic della Fiorentina mi piaceva, ma vedendolo bene ultimamente non è lo stesso di 2 anni fa, e sceglierei 100 volte Scalvini a questo punto, se dovrei scegliere tra lui e Scalvini, vedo molto più forte Scalvini. Per quanto riguarda il direttore, noi abbiamo una fortuna, la fortuna che il Milan ha mandato via Massara. Massara è uno dei più grandi dirigenti che c'è, uno che ha girato. Massara, se tu lo sai, è un allievo di Sabatini, Walter Sabatini, è stato un ex calciatore. Io mi ricordo, ero piccolo, giocava nel Pescara, non mi ricordo dove Massara, e quindi è uno che ha girato, capisce il valore veramente. Io metterei la firma per prendere Massara, ti dico la verità. Chi conosce Massara lo sa bene. Anche a me piace molto il lavoro, devo dire la verità, come calciatore lo ricordo poco. Era mediocre, non era proprio come per quello che ha fatto invece da dirigente. Si è guadagnato tanta stima da parte di tutti gli addetti ai lavori. Non ricordi come calciatore, penso non c'è nemmeno, non lo so l'età, però come calciatore era una punta, però era mediocre, non era proprio un grande calciatore come proprio, no? Vabbè, l'importante è che sia un grande direttore. Però ne capisce di calcio, ha girato molto, Massara. Però un'altra cosa vorrei dirti solo che a me l'unica cosa, vorrei arrivare sul discorso, poi chiudiamo qui, sul fatto della festa scudetto. Secondo te i napoletani sono rimasti contenti? Dici, sono rimasti contenti? Ti faccio la domanda a te, sono rimasti contenti? No, per nulla.
bravissimo. Bravissimo, ma è palese che non, ma nessuno penso è rimasto contento, Edoardo, no, nemmeno è io. quello voglio dire, perché io voglio vedere i calciatori con un pullman, non l'abbiamo potuto vedere. E scusa, ma lo stadio è fatto per 50-60 mila spettatori, tu hai fatto una festa, per chi poteva andare, io sono andato allo stadio, ok, però non penso solo a me, penso anche agli altri, perché non è giusto festeggiare solo io e gli altri che fuori allo stadio. Allora la festa scudetto deve essere per la città, non per lo stadio. Se tu mi fai una festa di 50.000 e poi vieni a dire per ordine pubblico, quella e quella, sono scusanti. Il Milan ha festeggiato con il pullman, la Roma, Conferenza League, c'era un pullman, e Roma non è più piccola di Napoli, come non lo è Milano, come città. Allora non andiamo a vedere queste stronzate che ci raccontano che non mi piace, perché molti, non sto dicendo a voi, anzi tu sei uno, io vi voglio fare un elogio a voi giornalisti di CM24, perché voi siete giudici, ve lo giuro, non lo dico perché devo farmi bello davanti a te, non è che me ne frega più di là. Tu, Ciro Novellino, gli altri, che dite la verità, non inventate le cose. Quando una cosa non la sapete, dite non lo so, questa informazione non ce l'ho, mentre gli altri buttano così, tanto per buttare. A me questo non mi piace, ci vuole la serietà per anche a dare notizie come fate voi. E io vi apprezzo, non lo dico per farmi bello davanti a voi, però vi apprezzo sul serio. Il mio amico Ciro Novellino potrebbe essere uno dei più grandi dirigenti del Napoli, adesso lo metterei, che lo amo. Lo mettiamo all'ufficio stampa. Sì, l'ufficio stampa. Ciro Io Novellino, anche tu sei grande, sei bravo, Vince, veramente. Ti ringrazio. Ti voglio bene, vi saluto, voglio dare spazio agli altri. Vince, io spero che ti trovo presto, perché... Guarda, ti dico una cosa però, solo questo poi ti attacco, non ti preoccupare. Allora ti voglio dire solo questo. Vedi che si è parlato tanto dell'allenatore della Fiorentina, ma io penso che talmente ha in mente un allenatore internazionale, perché lui parla sempre di Champions e non di campionato. Punteremo alla Champions, vedi bene, alla fine ci dirà uno internazionale, ok? Ti saluto e ti ho spazio agli altri. Grazie a te Edoardo. Effettivamente vi abbiamo già detto come siano presenti nella sua lista anche dei nomi chiaramente internazionali. Stando a quanto mi risulta c'era comunque Benitez tra virgolette come paracadute, anche se erano gli altri i preferiti. Di italiano per me lui l'ha detta precisa, ha detto ma io alla fine poi ho scoperto che c'ha 2 anni di contratto. Già il fatto che l'abbia scoperto significa che ha sentito qualcuno, si è mosso con qualcuno che ha letto il contratto di Vincenzo Italiano, quindi c'è questo doppio binario, uno che porta all'Italia, l'altro che alla fine si separa e va ad abbracciare quelli che sono altri profili, diciamo così, di caratura internazionale o semplicemente stranieri, quali appunto oltre a Rafa Benitez anche per esempio lo stesso Galtier, che abbiamo raccolto questa mattina. In Francia comunque gradirebbe l'ipotesi italiana oltre a quella in Premier League, e soprattutto sarebbe comunque uno di quegli allenatori, diciamo così, tendenti a fare l'allenatore sotto tutti i punti di vista, quindi oltre a gestire un gruppo anche a provare a limare, lavorare su certi aspetti tecnici, in particolare diciamo così, quell'anima giochista, ecco, che spesso ha caratterizzato Napoli. Rimetto la cuffia così chiedo al nostro regista Emanuele chi c'è. Ciao Salvatore! Ciao Vincenzo! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Dimmi tu. Vincenzo, io ti telefonai l'altra volta che ti feci il nome di Shevchenko e tu regista si inizia a ridere. E tu? Ti ricordi? Sì, Salvatore, dici, tu facessi il nome di Shevchenko e poi io? No, il tuo regista si inizia a ridere. Il mio regista si mise a ridere, non lo so. Sì, ti ricordi l'altro giorno? Ma a me non risulta che Emanuele Bernardo sia messo a ridere. Aspetta un attimo che glielo chiedo. Manu, ti sei messo a ridere? Ti scappa una risata e tu dici sì, ti è messo a ridere. No, Emanuele dice che ci sono 40 persone in regia, quindi è molto difficile avere la provenienza della risata. Comunque... Perché io ho notizia che sia stato sondato anche il Shevchenko come allenatore del Napoli. Ok. E te ne faccio anche un altro nome. Vai. Stankovic. Dejan Stankovic. Sì. Ti piacerebbe? Dici che... No, più Shevchenko che Stankovic. Stankovic è troppo una testa calda.
Ok, quali sono tra i due, diciamo, le analogie, o meglio, cioè cosa ti piace dell'uno e cosa ti piace nell'altro? Poi chiaramente lasciamo anche un po' di spazio agli altri. Sì, la Shevchenko, la pacatezza, che comunque che è stato anche un commissario tecnico, cioè, l'esperienza che ha avuto al Genova non conta perché è stato preso in corsa. Stankovic ha un bel carattere. E penso anche, diciamo, belle idee, comunque ha raggiunto dei risultati importanti con la Stella Rossa. Dejan Stankovic ha riportato il club di Belgrado alla qualificazione europea dopo parecchio tempo, quindi ha fatto un lungo percorso anche, diciamo, tortuoso e complicato, che gli ha dato non poche soddisfazioni. Va bene Salvatore, mettiamo... Vincenzo, ti volevo chiedere un'ultima cosa, ma per il ritiro che cosa state preparando? Non posso spoilerare, faccio come il sindaco, ma almeno in sindaco Caruso ieri. Quello che farete per il ritiro? Non ho capito, Salvatore. Lo seguiremo in diretta, minuto per minuto, stai sicuro che saremo lì 24 ore su 24. Questo volevo, va bene, ti ringrazio. Questo non ci mancherà. Ciao Salvatore, grazie al nostro amico Salvatore. Ragazzi, questo non è spoiler, su questo non c'erano dubbi, come nella nostra migliore tradizione, la copertura del ritiro di Di Maro sarà assolutamente ampia e tale da abbracciare appunto tutto l'arco della giornata, da quelle che saranno le sedute di allenamento, vari speciali. Non vi dico le chicche che stiamo preparando, il nostro organico si arricchisce, va, la dico così. Emanuele, chi c'è? Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ciao Vincenzo, come stai? Bene, tu? Tutto a posto, tutto bene. Allora, dunque, italiano, ma io ho visto le 2 finali di italiano che ha perso, non mi ha convinto, dico la verità, ecco. Non ha la caratura internazionale, non ha ancora l'esperienza internazionale che penso che De Laurentiis voglia, visto che ha sbandierato ai 420 che punta alla Champions. E la fase difensiva di Italiano non mi ha proprio convinto. Ora anche l'errore di ieri, poi è stato anche poco carino, è stato un errore individuale, ho capito, ma di un giocatore che hai mandato tu in campo, quindi di dare nelle interviste, buttare la croce a Igor, che è quello che ha fatto l'errore, insomma non mi è neanche piaciuto come comportamento. Un grande allenatore queste affermazioni così non le fa. Non ho mai sentito da grandi allenatori fare queste affermazioni. Comunque l'ha persa lui, soprattutto quella con l'Inter, che nel primo tempo poteva chiuderla 2-0 se l'avesse giocata meglio, invece hanno fatto degli errori. Io l'ho seguita bene quella con l'Inter, più quella di ieri l'ho seguita un po' così a sprazzi. Ma io spero che il nome che uscirà sarà quello che ancora non è circolato, ecco. Anzi, cioè, più che spero, questa è la mia impressione, che alla fine il nome che sarà il vero allenatore del Napoli della prossima stagione magari ancora non è circolato, sarà una sorpresa, non lo so, questa è la mia impressione, poi vedremo un attimo, ecco. Comunque, detto questo, una riflessione la vorrei fare, perché io vedo anche in questo filo diretto, in generale, le persone che ascolto in città, io poi vivo un po' in Toscana, un po' a Napoli, qui al Vomero, per cui sento un po' di persone in genere, ecco. Il tifoso medio è molto fiducioso, tutti quelli che comunque siamo fiduciosi, il presidente comunque farà bene, ha sempre fatto bene, e poi vedo i giornalisti quando sto a Napoli, i giornalisti la sera, che sono comunque giornalisti di aria, tifosi, ora non saranno mai tifosi, è comunque un giornalista, un professionista, che però sempre a cercare del pelo dell'uovo, a trovare delle cose che non vanno bene, anche delle cose abbastanza pretestuose, ecco. Invece, a mio modo di vedere, bisogna semplicemente aspettare e vedere ciò che succede. Il fatto che ieri De Laurentiis ha detto no, i nomi non sono 20, sono 40, è stata veramente un bel colpo di comunicazione, nel senso di dire so io quello che sto facendo e voi lo saprete già avanti al momento debito, ecco, non è che arriverete ora a dirci cosa si deve fare, cosa non si deve fare. Vabbè, detto questo, la cosa che però voglio vedere, qualcuno già sta facendo del pessimismo
non difenderemo adeguatamente lo scudetto, ma le scorse, una riflessione guardando le altre, le scorse vincitrici dello scudetto, che fine hanno fatto l'anno successivo? Guardiamo il Milan che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, che fine, come ha fatto quest'anno? No, ma in che modo, con che fine? Poi che l'ha vinto 2 anni fa, che ha dovuto vendere tutti, perché cioè ha dovuto vendere i giocatori più forti perché li doveva vendere, non perché è arrivato allo 7 in dicembre, perché addirittura per mandare l'allenatore l'ha dovuto mandare via dandogli 7 milioni e mezzo di conto 2 anni fa, mentre poi lo mandiamo e lo teniamo fermo, e giustamente ha esercitato la clausola per tenerlo fermo e non andare alla Juve. Giunti tutti da settimane, arriva Giunto il prossimo giorno, domani c'è ancora lì e lo tiene bene fermo, bene, ma non per cattiveria, perché non vuole andare a far rafforzare una nostra diretta concorrente così tenuta. Poi vedremo quando andrà a finire. Ora tutto sport che dice farà causa, non farà causa, io voglio vedere che causa farà nei confronti di Giunto, nei confronti della nostra società, del Napoli di Giunto. Lui per ora sta fermo e lì lo tiene buono, e così non è che sfrutta il lavoro per la Juve. Poi stendiamo un velo piuttosto sull'ultima Juve, lo scudetto, quello di Sarri, che è stato catastrofico. Per cui difendere lo scudetto è sempre difficile, noi certo dobbiamo ripartire con un nuovo aspetto, cambiare un direttore sportivo, per quanto ci sarà il tiro e molla con lui, poi comunque alla fine il ruolo trasporto l'altro, scambiare un allenatore, però la squadra, l'ossatura è quella, vediamo cosa succede con Osimhen. Dobbiamo sostituire un centrale, ma una cosa è possibile un centrale, uno che gioca di reparto, uno così forte come chi forse non arriverà, ma basta che arrivi una persona diligente che sia in grado di svolgere il suo compito. L'attacco è forte, anche le risorse forti, Raspadori, Simeone è un signor giocatore, ma insomma io sono molto fiducioso come viaggio. Poi vediamo che succede, insomma. Ci sarà questo mese e mezzo, 2 che non si gioca, e quindi dobbiamo solo sentire tutte queste chiacchiere. Io faccio 1000 anni di arrivare al 20 agosto e si riprende a giocare e a vedere il campo, a fare il tifo per la nostra maglia, che sarà sempre il nostro amore, al di là di chi è in panchina e chi sarà il direttore sportivo, di chi sarà il presidente. Noi abbiamo avuto Maradona, essere andato Maradona, ha continuato a fare per il Manchester. Giustamente. La nostalgia di Maradona che era forte, e io nonostante siamo andati avanti e andremo sempre avanti, saremo sempre innamorati del nostro Napoli. E ti saluto allora, Matteo, e ti ringrazio ovviamente per essere stato oggi con noi. Ciao. Grazie al nostro amico Matteo. Carana, no, purtroppo il filo diretto in questo momento non contempla le videochiamate, quindi poi un giorno faremo anche il video filo diretto e quindi poi ci potremo proprio sbizzarrire con i videocollegamenti. Per ora, proprio per rispettare l'anima del programma, io resterei semplicemente con la telefonata audio. E poi voglio salutare chiaramente anche Alessio, Emanuele, Alice, Sara, Tonino, Massimo e tutti coloro chiaramente che ci stanno seguendo tramite lo stesso YouTube. Emanuele, chi c'è? No, attenzione, c'è in questo momento una diversa telefonata che sta... Ragazzi, però non telefonate al filo diretto poi parlando con Emanuele e Bernardo, lasciate la linea libera per chi vuole parlare in diretta, perché poi giustamente Emanuele e Bernardo già sta facendo la regia, deve anche rispondere al telefono, diventa complicato. Dimmi Emanuele, dimmi, chi c'è? Ciao Armando, buon pomeriggio.
Buonasera. Buonasera. Salve, buon pomeriggio a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ebbene, io sono un poeta, Armando Fusaro, un poeta napoletano chiaramente, e ho scritto un sonetto tutto napoletano per omaggiare il nostro grande Napoli. E scommetto che ce lo vuoi far sentire. Sì, ma vuole adesso che lo dico? Secondo me sarebbe il momento. Va bene, lo posso dire adesso? Sì. O mi dovete chiamare un'altra volta, no? No, facciamo adesso. Ah, va benissimo. Abbiamo creato un po' di hype. Però Allora, devo chiedere solo una cosa, Armando. Più o meno quanto sì. è lungo? Mica dura più di un minuto. No, è un sonetto. Un sonetto? 14, Quindi sono 14 versi. 14 Dura versi, un 4 minuto, quartine e forse. 2 terzine. Sono 2 quartine e 2 terzine. 2 quartine e 2 perfetto. terzine, giusto. Perfetto. Prego Armando. Allora, va bene. O Napoli 2023, terzo scudetto. Chi tiene conoscenza lo pallone, a dirigere con tutto cuore. O Napoli è un vero squadrone. Sti guaglioni ci hanno fatto loro. Chi tiene coraggio di qualcosa? Che sti giocatori sono una cosa. O scudetto se l'hanno faticato, niente a noi c'è stato riavato. Maradona è contento all'aldilà, tutta pitta d'azzurro sta città. In dall'aria sta festa si è spasa, gente all'inter e fuori casa. Pure se non capisce lo pallone, la viene tanta voglia e festeggiare. Forza Napoli! Grazie. Bravo Armando, davvero un bel componimento. Tra l'altro Ma perché io hai scelto... l'ho messo Aspetta Armando, dappertutto, me l'hanno- vorrei farti una domanda prima di salutarci. Perché hai scelto Sì. il sonetto, ecco, come componimento lirico? Ho scelto il sonetto perché è una composizione breve e poi io in questi 14 versi ho detto tutto. In effetti il Napoli ha giocato bene, non ha rubato nulla a nessuno, come hanno fatto gli altri con noi per tanti anni. E poi ecco, questa squadra è uniforme, uno per tutti, tutti per uno, giocano bene tutti ma. Quindi, e poi ho citato Maradona, che è contento dall'aldilà perché vede tutta la sua Napoli pittata come una volta, tutta azzurra, no? Certo, in effetti il sonetto proprio storicamente il Senta, componimento io le per voglio dire un'altra i cosa. versi Lei come si d'amore, chiama? quindi siamo proprio precisi. Ti ringrazio allora Armando No, per aver le telefonato. volevo dire una cosa. Ah, ok, prego. Questo mio sonetto è stato pubblicato anche sul Positano News e su anche altri giornali, insomma, quindi un po' dappertutto. Va bene, grazie Ma Armando. adesso lo mandate in onda? Siamo già in diretta. Ah, già state in diretta, benissimo. Allora io la ringrazio, non so il suo nome. Vincenzo, piacere. Vincenzo. Pianese? No, volevo dire piacere, Armando, cioè era per dire Vincenzo, che certo, molto certo. piacere. Piacere Armando mio. Fusaro. Qualunque cosa su internet c'è tutto di me. Non Va mancheremo. bene? C'è anche il mio sito poetico. Ciao Armando, buon pomeriggio. Ciao Vincenzo, ciao. Grazie, ciao. grazie al nostro amico Armando Tepozzino, Emanuele Bernardo Tepozzino. Però vado a leggere altri aggiornamenti che arrivano da calcionapoli24.it. Ci fa piacere, devo dire la verità, che anche Sky vada a confermare quella che è una notizia che vi avevamo detto stamattina, vale a dire il sì di Galtier al PSG, anche se De Laurentiis chiaramente sta temporeggiando, così come abbiamo già parlato in mattinata, proprio perché il primo della lista è Vincenzo Italiano. Emanuele, dimmi di più. Ciao Giuseppe. Buonasera. Buonasera Giuseppe, posso chiederti di abbassare il volume della TV per favore? Sì. Grazie.
Pronto? Giuseppe, Sì, pronto? mi senti Giuseppe? Sì, sento. Vai, allora dici tutto. Milenkovic e Gonzalez per il Napoli, ti piacerebbero? Sì, volevo dire, questa è una bella trasmissione, Sì. però il fatto che c'è, che danno troppo spazio a diverse persone che telefonano, diversi tifosi che telefonano, e non è una bella cosa. Bisogna dare Ci meno sono persone spazio. che dicono sempre le stesse cose. Ci sono i tifosi che dicono sempre le stesse cose, stanno continuamente a telefono e ci tolgono lo spazio. Ah, ok E Giuseppe, non mi è stai corretto. dicendo che tu provi a chiamare spesso ma non riesci a prendere la linea. Esatto. Va bene, e allora, non lo so, ti posso svelare un trucchetto, come qualcuno fa. A Sì, mi volte dica. telefonano direttamente alle 4 meno 5, Sì. così da anticipare un po' tutti. Questo è un piccolo trucchetto che sto dicendo qui in diretta. Va bene. Va bene? Ok, grazie. Ok, alla prossima. Ciao Giuseppe e grazie chiaramente per aver telefonato. E poi mi piace comunque dare un po' di spazio a tutti. Una volta che uno giustamente raggiunge la linea, ha la possibilità poi di sviscerare con dovizia di particolari quelli che sono i suoi pensieri, le sue domande, e va bene anche così. Perché poi effettivamente si crea anche una sorta di fan base, come puntualmente aggiunge la nostra amica Alice. Vai Emanuele, vai. Buon pomeriggio Madonna. Anna, come stai? Benissimo, pure sei approntato che non ti dicono le bugie però Vincenzo. Perché pensi che abbia detto una bugia? Le luci come fai? Se ti fatta la lampada, quella là qualcuno ti ha invitato a farti la lampada. No, purtroppo no Anna, Oh no, dobbiamo stare qui, no, no, lavorare, no, aggiornarvi. no, Il tempo Ma per no. fare le lampade non c'è, ti assicuro, sono le nuove luci dello no. studio. Forse Ma non le cambiamo? Vuoi che le cambiamo? Non ti piacciono? No, stai bene così, no. Va bene, dai, sono contento. No. Dici tutto, Anna, che ne pensi di Milenkovic e Gonzalez? Bravi giocatori. Mm. Sì, bravi giocatori. Quindi sono... Vuoi dire come si chiamano? Quale squadra partecipano? giocano con la Fiorentina. Ah, ieri, che ha perso la Fiorentina ieri. Lo so, spiace molto. E lo vogliono anche in italiano, non lo voglio italiano. Perché? Non mi piace. Cos'è che non ti piace di Vincenzo Italiano? Non lo conosco. Così, ha a perso pelle, ieri. va bene. Le persone che perdono non mi piacciono. Va bene, ci può stare. E chi ti piacerebbe? Conte. Conte. Pure Allegri, mi piacerebbe Allegri. Mamma Allegri, mia. wow, mamma mia. Allegri, pure Allegri. A me un po' meno, però va bene, ognuno il suo. Mourinho. Wow. Pure José Mourinho effettivamente ci sta, tanti Inzaghi. allenatori vincenti. Inzaghi, vabbè dai, ci stai dando dei nomi interessanti. Oh. Ti saluto Anna però, così diamo spazio anche un po' agli altri. Va Ciao, i bene? saluti, ciao. Ciao. Grazie alla nostra amica Anna, ringrazio sempre il nostro regista Emanuele Bernardo, ti si vuole davvero un gran bene anche per il coordinamento giornalistico di questa trasmissione, quest'oggi particolarmente vivace, il nostro regista in cabina di regia. Voglio salutare Massimo che dice che Anna Re è il mio amore, ragazzi, ma lo siete tutti, in un certo qual modo. Alice, Tonino, Drugo, Alessio. Il momento Anna effettivamente è uno dei più divertenti di questa trasmissione, va detto. Anna, grande verve dal punto di vista proprio oratorio. Chi c'è, Emanuele? Rocco, buon pomeriggio. Buongiorno. Buongiorno. Io dico Conti e direttore tecnico Benitez. Ve lo dico subito. Già lo so. Cosa ti spinge, Rocco? E fa un'altra cosa, perché io ringrazio il Presidente, vabbè, capito lo scudetto dopo 33 anni.
Cioè, i giocatori non si possono muovere da Napoli perché per essere squadre grandi come Real Madrid, Barcellona, se no nato scudetto, sapete quando ri? Fra 70 anni non ci sto più. Grazie e forza Napoli. Sempre, sempre al nostro amico Rocco, ringraziamo ovviamente per il suo intervento. Sì ragazzi, è tutta colpa di Emanuele Bernardo, effettivamente il nostro Emanuele ci dà sempre un grandissimo sostegno, però torniamo per un attimino seri per rispondere a quella che è la stessa domanda del nostro Rocco. Benitez oggi non vuol fare come dire, il direttore tecnico semplicemente, vuol fare l'allenatore, pensa che il suo percorso in panchina non sia assolutamente finito e per quanto sia consapevole il caro Benitez del fatto che la sua conoscenza del calcio è tale da renderlo appetibile per tutte le squadre che vogliono ampliare e migliorare il loro parco giocatori, al tempo stesso è decisamente convinto di poter apportare ancora qualcosa dal punto di vista tecnico, come io sono convinto che il nostro Emanuele Bernardo ha un'altra telefonata per me. Buon pomeriggio. Ciao Mattia. Salve, Mattia da Roma. Benvenuto. Posizione del Napoli, c'ho Maradona tatuato sul polpaccio, quindi non abbiate pregiudizi. Qual era l'argomento? Mi sono un po' perso. Milenkovic e Gonzalez, chiaramente arriva italiano, potrebbero arrivare anche questi due calciatori, sconfitti ieri in finale di Conference League con la maglia della Fiorentina. Cosa ne pensi? Guarda, io ho seguito benissimo ieri la partita, il primo tempo mi è piaciuto abbastanza perché la Fiorentina ha giocato palla a terra. L'unica cosa che mi è piaciuta nel secondo tempo è che l'italiano si è ostinato con i lanci lunghi dal portiere con la rimessa e la difesa alta, prendendo poi il solito gol che prende lui. Non lo vedo un allenatore abbastanza versatile, forse era un limite anche per Spalletti secondo me, questo qui, quello di ostinarsi sempre con il gioco, cioè sempre con lo stesso gioco. Chiaramente Spalletti è un altro livello, però l'italiano l'ho visto molto limitato rispetto a quello che secondo me servirebbe al Napoli. Perché? Perché ecco, non vedo cambi di trame di gioco, vedo sempre la stessa giocata con la difesa altissima, quando sta in attacco fa salire il difensore centrale, non vedo proprio versatilità. Milenkovic con i piedi è un grandissimo difensore, secondo me potrebbe sostituire Kim, però ovviamente Kim è un altro livello. Però ecco, Milenkovic mi piacerebbe, Gonzalez no, onestamente penso che non abbia nulla in più rispetto a Lozano o a Politano. Secondo me, se dobbiamo guardare a quest'anno, Milenkovic non è stato autore di una grande annata, ergo effettivamente sicuramente non è all'altezza di Kim. Per quel che riguarda invece proprio l'annata di quest'anno, ci restituisce invece un Gonzalez probabilmente più incisivo rispetto a Irving Lozano, lo sai? Almeno per quel che la vedo, per come la vedo io, per come ho visto le gare della Fiorentina, ne avrò viste non tutte ovviamente le partite della Fiorentina, ne avevo visto una decina, una quindicina. A me ogni volta che Nico Gonzalez è sceso in campo mi è sempre piaciuto. Forse, cioè, nel senso, a livello di finalizzazione, di fare gol e di fare assist sono completamente d'accordo. Io diciamo vedo il calcio anche in un altro modo, nel senso che Lozano per me era anche un calciatore che ti procurava tanti cartellini gialli, ti saltava l'uomo, quindi dava la superiorità numerica. Cioè non mi fermo alla superficialità del ruolo che lui ricopre, bensì all'utilità. Quindi Lozano, ecco, a me non è mai dispiaciuto. Poi che dovesse fare più gol, questo è una cosa ovvia. Bene così, ti saluto Mattia, grazie per aver telefonato, a presto. Ciao, grazie, ciao. Grazie al nostro amico Mattia. DL è stato chiaro, l'italiano ha un contratto, se lo libera lo valuta, ma mica lo prende sicuro, per me resta alla Viola. Sì, è stato davvero molto molto chiaro. Ho detto se si libera da solo, bene, altrimenti io non ho alcuna intenzione di spendere alcunché per ingaggiare un allenatore, insomma, non è proprio un qualcosa che ha messo in preventivo, va, diciamo così.
Tra un poco, son certo, arriverà un'altra telefonata. Ringrazio come sempre Emanuele. Ciao Raffaele. Si potrebbe... Buonasera, Eccoti buonasera. Raffaele, eccoti. Io Buonasera a volevo te. dire solo una cosa. Volevo dire una cosa. Abbassa un po' il volume della Noi non TV, dobbiamo anzi, guardare, toglilo del tutto, Raffaele, per favore. Dobbiamo avere fiducia nel Presidente, nella sua scelta. L'ho abbassato, l'ho chiuso tutto. Dobbiamo avere fiducia nel Presidente che non ha mai sbagliato un allenatore. Però in questo momento ci vuole un allenatore, secondo me, che abbia anche un'esperienza internazionale e che sappia guidare bene la squadra. Per me Italiano è un buon allenatore, ma di provincia, di squadre di media e bassa classifica. Con sacrificio, con attenzione e con determinazione il Presidente deve trovare un allenatore internazionale che possa guidare la squadra e farci fare bella figura anche in Coppa dei Campioni, per parlare con gli arbitri, con gli addetti ai lavori. C'è una persona che abbia una certa gestione, questo è il mio pensiero. Assolutamente condivisibile il fatto che ci sia una figura che porti carisma all'interno della società conta tantissimo, soprattutto quando si vogliono raggiungere certi obiettivi, quindi come dire, caro Raffaele, sono assolutamente d'accordo con te sotto questo punto di vista. Su Milenkovic e Gonzalez che mi dici? Sono obiettivi da Napoli? E io mi piace molto Gonzalez in verità. Anche a me. Ma Milenkovic no, ma Gonzalez sì. Poi in questi giorni ho letto che forse Kim non andrà più al Manchester perché la Clown ha comprato un altro giocatore e io spero molto che possa rimanere Kim. Però c'è anche il Newcastle sul calciatore. Lo so, purtroppo questa clausola vessatoria lo sapevamo già che c'era sul calciatore, ci ha molto penalizzato, però Milenkovic mi sembra che abbia fatto il suo tempo in Serie A. Dobbiamo cercare un difensore giovane, un difensore di sicuro avvenire che si integri con i vari Di Lorenzo, Raccomani, eccetera, eccetera. E io penso che il Presidente abbia le idee chiare, io ho fiducia nel Presidente perché tutti quanti parlavano male di Laurentiis, ma ci ha portato alla Champions League e a vincere lo scudetto. La mia fiducia è piena e dico ai tifosi di stare tranquilli. Bene così. Ciao Raffaele, grazie per aver telefonato. Buona serata, ciao. Grazie. Auguri per la trasmissione. Va benissimo, grazie mille e grazie ancora a tutti coloro che ci scrivono su YouTube o che ci seguono sul 79 del digitale terrestre. Dai ragazzi, dai, vi voglio anche duri ma educati ovviamente su quelle che sono le vostre sensazioni, l'addio di Spalletti, quello possibile o meno di Cristiano Giuntoli, il calciomercato in entrata, i nomi per sostituire poi i possibili partenti. 081 353 45 88 oppure ci scrivete attraverso YouTube. Emanuele. Alberto, buon pomeriggio. Ciao carissimo, tutto bene? Tutto bene, a te? Non c'è male. Purtroppo, dato che sono pensionato, allora passo molte ore ad ascoltare i tuoi colleghi, le baggianate che dicono e che purtroppo nella vita non si impara mai. Cioè De Laurentiis è stato attaccato in epoca non sospetta, ha vinto uno scudetto. A sentire certi commenti mi sembra che il Napoli è uscito quasi, stava andando in Serie B quest'anno e ci siamo salvati proprio per un pelo. Ma dico, ma non è vergognoso questo atteggiamento? C'è proprio la critica pretestuosa e a prescindere. Cioè adesso è andato via Spalletti, vogliamo aspettare che cosa sta facendo il grande Aurelio? 49, 29, quello li piglia in giro, cioè quello la gente non ha capito ancora, che li prende in giro. Cioè poi cominciano a fare gli editoriali, un giorno questo signore dell'editoriale che mostra pure sulla radio, un giorno ha parlato male di De Laurentiis, un altro giorno ne ha parlato bene, un altro giorno lo attaccano. Cioè proprio noi che vi ascoltiamo, non parlo di lei assolutamente, noi che vi ascoltiamo ci facciamo una risata. Poi le ultime polemiche che stanno facendo sono in riferimento alla festa scudetto, che hanno criticato che De Laurentiis si è portato la moglie, la figlia, l'altro. Scusate, ma queste persone fanno parte del consiglio di amministrazione del Napoli, non è che le ha prese da casa che fanno le massaie, fanno parte del consiglio, perché un padre non può portare un marito, la moglie a fare la manifestazione. Poi se nelle radio napoletane
molti giornalisti si portano i figli a fare i giornalisti, non si dice niente. Allora voi prima di parlare degli altri, guardate che non parlo sempre di lei, parlo di tanti giornalisti che hanno messo i figli con il microfono in mano, che non sanno dire due parole, poi vanno a criticare la moglie di De Laurentiis. Napoli la deve smettere di fare così. Io sto ascoltando gli altri giornalisti delle altre società che difendono, alla fine difendono sempre la società, nonostante il Milan ha cacciato Maldini. Già sto sentendo qualche giornalista milanista che già sta dicendo sì, ma quello purtroppo Maldini non ha capito che la proprietà voleva entrare in certe organizzazioni, già lo sanno. Invece a Napoli tutti contro De Laurentiis, perché fa così, perché ma purtroppo non ho capito, noi dovremmo stare intorno a De Laurentiis, perché De Laurentiis fa mangiare tanta gente, fa vendere i giornali, ha fatto arrivare tutta questa gente a Napoli, il brand del Napoli, così denominato, si sta alzando in maniera esagerata. Cioè invece di parlare su 10 cose che fa De Laurentiis, ne farà 8 buone e 2 cattive, parla sempre delle 2 cattive, non parlo delle 8 buone che ha fatto De Laurentiis, però è ora di finirla. Però posso dirti una cosa, Alberto, Come? cioè secondo me è più costruttivo se, come dire, chiaramente sempre con anche durezza ma con grande educazione, però tu lo faccia presente a chi effettivamente l'ha fatto, perché se poi lo vieni a dire qua pare che no, ma non è che ce l'hai con noi, io no? lo dico perché non credo che soltanto io ascolto CN24, penso lo ascolteranno anche altre persone. No, ah, ok, perfetto. Quindi No, io vuole essere per la comunità, non a io ho noi. detto già un'altra televisione stamattina, un'altra radio stamattina. Cioè qua stiamo facendo, stiamo abdicando dal giornalista della carta stampata al figlio della radio. Giornalisti della carta stampata che stanno in pensione si mettono a stare nelle radio, hanno cambiato 30 anni di idee sul Napoli, li hanno cambiati perché stanno nella radio ufficiale del Napoli, e poi parlano di De Laurentiis che la moglie si fa per fotografie. Io dico nella vita ci vuole coerenza. Però ripeto, Alberto, onestamente a me poi comunque non piace che si venga qua e si parli male di altri giornalisti. Mo posso essere d'accordo, non posso essere d'accordo. De Laurentiis e lui non può replicare. Sì, è appunto, allora telefona quando vuoi replicare a lui. Permettere. Scusami, non è che sto approfittando della telefonata per parlare. No, ma ti ripeto quello che piace a me. A me comunque, visto che non è presente, non può replicare, non così, secondo me viene ad essere poco fruttuoso, poco significativo poi dire ma lui ha fatto questo e ha fatto quest'altro. Indipendentemente di chi tu stia parlando, non è quello il discorso. Dal fatto che se stai facendo degli accenni, a me piacerebbe, no aspetta però Alberto, a me piacerebbe che tu li faccia al diretto interessato e non qua. Ma vado sotto casa, glielo vado a dire. Vabbè. A chi lo devo dire? Scusami, se quando chiamano, se tu fai una telefonata, allora il problema sai qual è? Io a volte chiamo, se fai una telefonata, ma non parlo di in genere, ti permetti di dire una cosa su una persona, non ci dissociamo, poi De Laurentiis lo posso chiamare il Marchese del Grillo in televisione e nessun giornalista dice scusami, De Laurentiis non c'è, perché lo chiami il Marchese del Grillo? Cioè questo è quello che non accetto. Se lo dico io contro un giornalista vi risentite. Se un giornalista chiama De Laurentiis il Marchese del Grillo, nessuno parla. A parte che si presuppone, mo, al di là di tutto, con tutto il rispetto, si presuppone che lì sia diverso, proprio perché, come dire, il giornalista in questo momento sta facendo un lavoro diverso, seppur di opinione, sta facendo un lavoro diverso, quindi è chiaro poi che l'altro giornalista non va a dire perché non glielo va a dire a lui, a parte che sta in televisione, quindi, e poi soprattutto perché se volesse, poi lo stesso De Laurentiis, che per lui avrebbe come andare a replicare in privato, quindi ecco, capito, al massimo se si fanno cose del genere si fa a replicare in privato, non è che e poi scusa se lo fanno gli altri, ma perché lo devi fare pure tu? Marchese del Grillo a De Laurentiis, oh mamma mia, ma perché questo fare l'avvocato di De Laurentiis? È quello che io l'ho attaccato anche io a De Laurentiis, io faccio solo avvocato, io do né il nipote né il figlio.
io l'ho attaccato anche io, però dato che nella vita contano i fatti, e i fatti hanno detto che De Laurentiis ha raggiunto il suo obiettivo, ma che continuiamo a parlare ancora male De Laurentiis? Non capisco. Sì, però provo a farti capire che sarebbe bello provare a concentrarsi su quello che è l'argomento del giorno e non parlare male degli altri giornalisti, Alberto, semplicemente questo. Mo siamo anche in chiusura di trasmissione, però per le prossime teniamoci ad argomenti di calcio. Non mi è mai piaciuto, mo, al di là che sia stato tu a chiamare, anche quando l'hanno fatto altri, è una delle poche cose sulle quali sono stato, diciamo così, un po' più rigido, nel senso, qui non mi fa piacere che si parli di altri giornalisti. Ho fatto nomi e cognomi, cioè, ma pure che non li fai, vi tocca, ti ripeto, Alberto, di voi, la vostra è una cazza, allora. Ma non è... La vostra è una cazza, non si può toccare. No, è un discorso di deontologia professionale, si chiama deontologia. Che sei una cazza la vostra, guai chi vi tocca. Sì, vabbè, siamo tutti speciali. Ma non è corretto nei tagliapietre di Springfield, che non è mio zio De Laurentiis. Una setta. Io come tifoso mi sono stufato e scocciato, dice ma abbiamo vinto uno scudetto, è passata una settimana, abbiamo ricominciato come 10 anni fa abbiamo ricominciato. Va bene Alberto, ti devo salutare. Vabbè, ti saluto anche io, buona serata. Buona serata al nostro Alberto. Purtroppo ragazzi sì, siamo tutti una casta, e quindi ci difendiamo tra di noi, facciamo le cose sotto banco. E Pozzino, grazie a voi ragazzi per averci seguito fino a questo momento, magari quale cazzo. Grazie a voi per averci seguito fino a questo momento, grazie a quel buon tempore di Emanuele Bernardo, il nostro regista. Voglio ancora salutare tutti coloro che ci seguono su YouTube, e vabbè ragazzi, Alessio, Tonino, Alice e tutti gli altri. Da Vincenzo Credendino vi devo prima ricordare che alle 18 c'è il recap alle 18, quindi con Riccardo Catapano un'occasione per rivivere tutte le emozioni del giorno. Per il momento vi auguro un buon proseguimento di giornata.